Il progetto Luna Rossa nello specifico è cercare di vincere un trofeo, il trofeo più antico sportivo più antico al mondo. È una macchina complessa perché alla fine è un'azienda di più di 100 persone, suddivise in dipartimenti, per ogni dipartimento alla fine deve cercare di portare il proprio input e il proprio sforzo per cercare di raggiungere l'obiettivo finale, che è quello di cercare di vincere la Coppa. All'interno di questo gruppo, di questo team, ci sono svariati dipartimenti, però alla base di ogni dipartimento alla fine c'è ricerca e tecnologia. Noi andremo a regattare, vareremo fra qualche mese il primo scafo di questa nuova classe di barche e sarà una barca molto rivoluzionaria che non si è mai vista in realtà in acqua fino ad oggi. Sarà una barca che volerà letteralmente sopra il livello del mare a velocità elevate perché si raggiungeranno facilmente i 40 nodi. Adesso siamo in una fase di ricerca e sviluppo, anche se abbiamo già iniziato la costruzione di barca 1, però nel nostro lavoro c'è un detto: l'unica cosa che non si può comprare è il tempo, quindi in realtà il grosso dello sforzo da parte del team, dei team member, è quello di cercare di sfruttare al meglio ogni secondo che passa, perché alla fine quello che noi decidiamo e che facciamo adesso poi ci darà un risultato fra un anno o due, e se non facciamo bene il lavoro oggi, poi una volta che la barca è varata e messa in mare è poi difficile recuperare, quindi è fondamentale che utilizziamo al meglio poi tutti questi strumenti tecnologici di simulazione, di disegno, di ricerca e di sviluppo, mantenendo comunque un equilibrio e cercando di trovare sempre un approccio razionale e pragmatico, perché poi alla fine non bisogna farsi distrarre troppo da avere magari troppi strumenti a disposizione. Noi abbiamo attivato una serie di programmi che abbiamo chiamato New Generation in vari dipartimenti, sia nel sailing team, quindi nella parte puramente sportiva, che in quella di altri dipartimenti, quelli dello short team, che sarebbero tra virgolette i meccanici ai box, e altri dipartimenti. Abbiamo fatto delle selezioni molto importanti, partendo da dei numeri di candidati elevatissimi per tirare fuori dalle 5 alle 10 persone. Un suggerimento che posso dire è non essere superficiali prima di tutto, non voler partecipare a cose o ad eventi o a programmi o a selezioni solo per il fatto di dire ho partecipato. Non è sufficiente oggi bisogna specializzarsi, ma avere la volontà di fare. Io credo che ci siano molte più opportunità di quello che la gente pensa o crede, bisogna avere anche la voglia.